Scusasse, signori, scusasse questa empia sortita. Il mio nome è Nanni Lasca, e son garibaldino. Mi son battuto per l'unità d'Italia, una causa giusta. Oggi dico viva Vittorio Emanuele, viva Garibaldi. Nomi importanti sono, che io non so né leggere né scrivere. A dirla tutta, non ho mai nemmeno imparato a sparare. Io questa scopetta qua la uso solo come baionetta, come un forcone da fieno, come mi insegnò mio padre a sistemare le stalle. Io da queste parti ci son nato e son figlio di servi onesti, che hanno sempre fatto il loro dovere, come in fondo l'ho fatto anch'io, perché ho combattuto, sapete? Io ho combattuto, sì. E ora io dico, viva l'Italia! Sì, viva l'Italia perché sono garibaldino nel cuore e nello spirito. Mi hanno anche decorato. Sì, in Aspromonte mi hanno dato una stella che tengo sempre qua, al centro del petto. Sì, viva l'Italia! Ah, questa Italia! Delle volte mi domando se anche da queste parti l'Italia. Nel mio paese sono quasi tutti contadini. Io ora che sono tornato dal continente, che faccio? Prenderò moglie, una donna sincera che non saprà né leggere né scrivere. Riprenderò a fare il contadino e magari avrò 5 figli che non sapranno né leggere né scrivere. E allora? Una volta il generale ci parlò del Sud America. Lui sì che conosceva il mondo, ma poi sempre in Italia se n'è tornato. Io non ci riuscirei mai a separarmi da questi posti. Troppi ricordi. Quando ero bambino conoscevo tutte le piante di mandorle amare. Per fare degli scherzi spesso le offrivo alle donne, che quando le masticavano, minchia le risate. Mio padre non rideva quasi mai e parlava poco. Penso che dell'unità d'Italia a lui non gliene sia mai importato nulla, e forse nemmeno di me. Ieri, mentre mi trovavo con i miei compagni, ho visto passare una bella ragazza. Si dovrebbe chiamare Mara o Maricchia, come si dice da noi. Ha un'aria delicata e triste, che non osa mai fissare il viso della gente. Così timida. Gli amici dicono che non sia di buona famiglia, perché è figlia della gnapina, madre disinibita e provocante. Dicono che corra dietro le calcagna dei giovanotti. Dovete sapere che in questa terra qualche volta tira un vento caldo che fa impazzire, vento selvaggio che proviene dall'Africa. I vecchi dicono che con sé trasporti anche gli spiriti malvagi e che qualche volta riescono a prendere anche i cristiani. Minchia, non ci posso credere, la lupa posseduta da uno spirito. Ma a me che mi importa? Io la figlia mi voglio sposare, anzi, mi sa di essermi innamorato di Mara. E se lei non ci dovesse stare, io quasi quasi me la rubo. Ah, ma sì che me la rubo.